Bella raga, ciao a tutti del comandone ragazzi. Ragazzi, ultima gara, Abu Dhabi. Questa è la strategia, questo è il meteo. Raikkonen è sotto di 3 punti. Hamilton 15. Veneziano è in prima posizione ragazzi. C'è anche Vettel a 18 comunque. La tensione è altissima. Purtroppo partiamo settimi, Grilli anzi ottavi, ma c'è una penalità. Poi speriamo bene. Rock and roll. Vai. Si parte, si parte, si parte. Ok, Verstappen è dietro. Ok, facendo due calcoli veloci, devo stare davanti a Raikkonen e almeno quarto. Anche se Hamilton vince o Vettel vince il mondiale, ma io con i calcoli sono abbastanza una pippa, quindi meglio non pensarci. Tanto Raikkonen supera Perez. Perez, mi raccomando, cerca di farmi passare subito. Bravo Perez, Perez si scansa, ottimo lavoro. No, non ci credo, Perez rompe i maroni. E sta cosa non mi piace. Buono, 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 buono. Se devo veramente superare Kimi a tutti i costissimi. Perfetto. E adesso devo tenere quello che volevo, cioè siamo terzi, davanti abbiamo Hamilton che ha 15 punti di distacco e Vettel che ne ha 18. Anche Perez supera Raikkonen benissimo. Se finisse la gara adesso siamo campioni del mondo. Non so neanche a parlare ragazzi, sono dislessico. Un po' di palletti buttati via, la cosa mi gasa. Sarebbe un'impresa titanica vincere al terzo anno 90 su 110 con la Force India. Sarebbe una cosa epica in 59 stati. In una gara comunque non è neanche favorevolissima, ma stiamo calmi, stiamo buoni. Manca una vita. No! Non ci credo, ma che cazzo! Sbagliato completamente la curva, al prossimo già rischio la penalità. Mamma mia, che erroraccio che ho fatto. Raga, sento leggermente la tensione, ho già le mani sudatissime. Mamma mia, raga, mamma mia. Chiaramente Hamilton e Vettel se ne stanno andando, la cosa è abbastanza scontata purtroppo. Ma noi ce ne freghiamo. Noi vogliamo vincere il mondiale. Ok. Tanto Raikkonen è un po' imbottigliato. Diciamo che sto un po' rallentando. Perez che vuole rompere i maroni. Cioè Perez sono in lotta per il mondiale. Perez, non so se hai capito Perez. Arrogantissimo Perez. Ok. Noi dobbiamo tenere a tutti i costi questa posizione. Ok, abbiamo la sosta tra il 9° e l'11° laps. Poi teoricamente basta una sosta. Ho fatto così un po' per marcare un Kimi che se Kimi fa una sosta io rischio dopo di perdere la posizione su Raikkonen. Questa è la mia strategia, diciamo, perché è quello che mi preoccupa di più, che ha solo 3 punti. Con gli altri possiamo gestirla meglio per quanto siano primi e secondi, quindi insomma diciamo che non posso permettermi di andare oltre il quarto posto, Cioè sotto il quarto posto non posso. E chiaramente con Raikkonen dietro. Questo dovrebbe essere il calcolo, la tabella di marcia comundiana. In una gara comunque si vede che non sono per niente a mio agio, ma forse in questo momento è più la tensione però che il rincoglionimento comundiano. Adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle Sto guidando zone malissimo DRS quando ti comunque. avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Tanto Perez comincia veramente a rompere le scatolotte. Cosa mi attacca Perez che devo vincere il mondiale? Ok. Vedo ancora la Ferrari, però cominciano ad andarsene, ma a me sinceramente non interessa. Ripeto, faccio fatica anche a parlare con tutta onestà perché ho un'occasione di mettere un trofeo per il canale sensazionale. Per i miei standard, chiaramente. Per i tipici standard QNDR. Per il momento nessun ritiro, dopo 3 laps.
Però Perez mi deve bloccare gli altri, questo deve fare Perez, più che rompere i maroni a me. Dai raga, dai. Ok. Però Perez era, ragazzi, scusate se non sono una con una telecronaca incisiva o gasatosa, lasciatemi il termine, ma la posta in palio è troppo alta. No, sto proprio guidando lento, sono lentissimo in questo momento. Sarà dura mantenere il terzo posto a questo ritmo comunque. Questo è il mio pensiero. E devo stare in marcatura su Raikkonen comunque. E Raikkonen è quinto. E il nostro Kimi. Guardate che nel box Force India, raga, c'è una tensione iper devastante. Ai ai ai. Sono veramente in fuga i primi. Ha già 7 secondi Vettel, quindi vuol dire che Hamilton è almeno 8 o 9. Se continui a tagliare le curve, Calma. riceverai una penalità dai commissari. Alla prossima sicuramente penalità. Secondo avvertimento, al terzo è penalità. Andiamo un po' lunghi. Ma la prima parte di gara comunque è difficile, meno male che la partenza l'ho indovinata. Sicuramente non una gara spettacolare fino a questo momento. Ragazzi, è entrata la safety car. È entrata la safety car. Non so il perché, forse per problemi meccanici per Alonso. Ok, siamo più. Capito, d'accordo. Io provo a fare la sosta adesso, Ferry. È un rischio veramente grosso. Alla fine vado un giro prima praticamente. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai E mo vediamo, chi primi sono andati ai box. Era chiaro, non sono pirloni. Box, vai. Tutti vanno ai box. Tutti intelligenti sono. Potrebbe esserci qualche stupido, purtroppo no. Oddio. Sergio è ai box. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Mamma mia che casino, ragazzi. C'è andata anche bene. Raikkonen rallentato forse. Problemi per Kimi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Forse Raikkonen è stato rallentato. Chi non è andato ai box probabilmente ha fatto un brutto errore. Finalmente rientra la safety car dopo tipo 50 anni, non per un ritiro, probabilmente per un problema di Alonso, che mi ha detto il mio meccanico, il mio ingegnere, che aveva una sorta di qualche problema meccanico. Vai ragazzi, torniamo in pista. La safety car ai box, torniamo in gara. E mo vediamo. Le tre macchine davanti andranno ai box, a parte Hamilton e Vettel, purtroppo sono quelli più importanti, ma va bene. E adesso vediamo, Raikkonen è addirittura decimo. Togliamocele dalle balle queste. Ecco. La tua ala anteriore è danneggiata. No, non è danneggiata, dai. Finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Vediamo. È a posto. Però ho rischiato.
vorrei togliermi dalle balle, cavolo. E arriva un bel sorpasso. Adesso abbiamo Palmer, il grande Palmer in zona podio. Palmer, anche se però non fa delle soste per questi tre, è un po' da pazzi, a mio modestissimo parere. Adesso devo scappare da Raikkonen. Hamilton è al primo posto. Solo che i primi due non li prendo, non c'è niente da fare. Io teoricamente ho finito le soste. Vediamo se la macchina regge tutti sti giri. 28 giri deve fare. Cioè 18 giri, scusate. Buon sorpasso. Sono le ultra soft, chiaramente mi massacreranno. Non devo perdere chilometri. Ok, il distacco è 5. E già 5 secondi. La strategia comunque di Gigi e Vettel buona. Mamma mia, qua vado lungo. La tensione è sempre più alta in casa Kuma. Teniamo standard, teniamocela per dopo in casa. Ok. Chiaramente Vettel e Hamilton sono in super fuga. Adesso hanno anche 2 mescole di vantaggio rispetto al Kuma. Loro ultra soft, io addirittura soft. Azzardo come andiamo. Mancano 4 giri al sogno. Qua stiamo andando tranquilli, non ci sono stati né colpi di scena né niente, semplicemente sto portando la macchina alla fine e se la portiamo così siamo campioni del mondo. La tensione devo dire che è abbastanza incredibile, ma proprio abbastanza, raga. Abbiamo Perez dietro, non deve fare scherzi, perché col quarto posto non sono più campione, O forse sì, anche col quarto, ma non ci voglio neanche pensare. La strategia di una sosta ha funzionato anche se abbiamo le gomme anteriori belle usurate, ma noi ce ne fottiamo. Serve qualcosa di epico, vincere così. Andremo su Formula 1 18 proprio da protagonisti con un 90 su 110. Force India, terzo anno, la quarta macchina del mondiale, portare a casa la vittoria sarebbe proprio da fenomeni per uno come il Kuma, che non è un pro di certo. Solo che manca ancora tanto, manca ancora una vita. Manca troppo, raga. E ogni giro che passa siamo più vicini alla meta, ma anche più teso. Perez sta arrivando comunque. Mamma mia che palle, Perez, siamo compagni di squadra. Ok, 3 laps remaining. Ok, distanza da compagno in un inglese sempre più di madrelingua. 2 secondi. Giro veloce di Raikkonen che sta perdendo il mondiale. C'è una tensione devastante qui ad Abu Dhabi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Perez sta arrivando. Le gomme si stanno usurando. Andiamo a casa, Beppe, andiamo a casa. Gli ultimi 10 giri eterni, veramente. Ok, ok, ok. Dai che ci siamo, Perez non può rompere i maroni adesso, non lo può fare contro la legge di Perez.
Perché la Force India ha già detto se Perez fa scherzi lo massacriamo. Ok. Ciolaps. Perez a 2 secondi. Sta arrivando Perez. Vuole togliermi il mondiale. Mamma mia, il cume è leggermente teso in abitacolo. Questa strategia perfetta, cazzo, strategia meravigliosa. Ok. Aspetta se parlo poco ragazzi, ma devo stare attento a non beccare penalità robe perché... Passa la miscela 2 al più presto. Perez è veramente vicino, ma il Kuma sta chiaramente guidando proprio il minimo sindacale. E tra poco inizia l'ultimo giro, il tipico final lap come indiano. Per un solo giro. Eccoci qua. Final lap come indiano con Perez che vuole rosicchiare. Vuole togliermi il mondiale Perez, che se fosse vinco col quarto posto va a sto punto, voglio il podio. Lo pretendo, lo merito anche. Adesso Perez deve rompere così maroni. Guarda che roba, cazzo vuoi Perez? Invidioso della minchia. Mamma mia, Raikkonen là, sta rosicando un po' l'acqua antico Kimi. Piano. Ok. Vince Vettel. Il bibitaro vince la gara. Secondo Gigi Hamilton. C'è la standard. Mamma mia il Perez, è vicino il Perezzone. Dai raga, dai che manca poco. Ultimi curve e siamo campioni del mondo. Guarda Perez come ci prova, che schifoso però. Ultima curva e siamo campioni del mondo, non so come. Siamo campioni del mondo, non so come. Siamo campioni del mondo. Fantastico risultato, hai vinto il campionato piloti. Te lo sei meritato, hai lavorato sodo. Well done, blow job. E diamo inizio ai meritati. Ole. A volte sembra facile, ma come tutti i piloti vi diranno, competere per la vittoria. Ciao Fioi. È tutt'altro che un gioco. Ora è un Grande Kume, grandissimo. vincitore del titolo mondiale. Mi sono impiantato là, ma va bene. Ciao, arriva bene, Quanto ciao. vediamo è il momento del podio. I piloti escono Mamma per un mia, uomo grandissimo in tuta Kuma. rossa. Sale sul gradino più alto. Non so come ma ce l'ho fatta, raga. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Questo risultato chiude anche i giochi per il campionato. Vinciamo il titolo per 8 punti su Raikkonen, 8 punti su Vettel e 12 12 su Gigi Hamilton. Nella costruttori chiudiamo terzi. Raga, finisce qua la serie, riprenderemo su Formula 1 2018. È stata un'impresa titanica, nuovo trofeo per il canale, guarda, sono no felice di più. Abbiamo vinto qualcosa.
qualcosa di incredibile. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci rivecchiamo su F118. Un salutone e un abbracciotto dal Comendone, campione del mondo in Force India. Ciao! Parte mia e di Luca Filippi e arrivederci.